Il presidente del Veneto Luca Zaia bolla come inutile provocazione la frase contenuta nella preghiera dei fedeli distribuita domenica nelle parrocchie della diocesi di Treviso per la Santa Messa. I popoli della terra, questa l'invocazione, non cedano alla tentazione dell'autonomismo e dei piccoli interessi locali. Un attacco all'autonomia, ribadisce il governatore, che chiede formalmente al vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, una presa di posizione ufficiale sull'episodio. Io da cattolico, da cittadino, da istituzione mi permetto di dire che non ha nessun senso pregare contro qualcuno. Sono 2.273.000 veneti che hanno votato per l'autonomia. Che senso ha scrivere una roba del genere? Guardi, non c'è da richiedere il numero del colpevole, esiste l'istituto del perdono. Mi aspetto solo, se lo vorrà fare, se no pazienza, che il vescovo prenda le distanze da una preghiera del genere. E dopo 2 giorni di silenzio, la diocesi ha diramato un comunicato in cui il vicario generale, Monsignor Giuliano Brugnotto, spiega che in quelle parole non c'era nessun intento polemico o di contrapposizione alle istanze di autonomia. Una preghiera non è una presa di posizione politica, chiarisce. Nella formulazione del concetto è sbagliata la scelta del termine autonomismo. La volontà, sottolinea, era quella di invitare i popoli a sfuggire le chiusure particolaristiche e a ricercare invece il dialogo che costruisce percorsi di pace e giustizia. La Chiesa, prosegue Monsignor Brugnotto, non suggerisce modelli politici e di governo o le modalità con cui realizzare il bene comune, semmai riconosce il valore di un'autonomia solidale. E cita infine Papa Francesco, secondo cui la fraternità universale e l'amicizia sociale all'interno della propria comunità, del proprio paese, di ogni società, sono 2 poli inseparabili.